Inaugurato il nuovo spazio multifunzionale giovanile in città, Destinazione Desideri in Azione, realizzato con i contributi ministeriali e organizzato dal Servizio Sociale dell'ambito territoriale del Friuli Centrale, di cui il Comune di Udine è ente gestore. La nuova sede è stata identificata nella ex casa del comandante presso l'ex caserma Osoppo in via Brigatare. La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali e la lettura del messaggio inviato dal Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci. Sono intervenuti l'assessore regionale alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità Riccardo Riccardi, il sindaco di Udine Alberto Felice Letoni e la presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito Friuli Centrale, Giulia Del Fabbro. Grande avanzamento, insomma, io quando ero bambino passavo le mie giornate soltanto in oratorio, in patronetto, c'era solo la strada. Sono passati tanti anni, per fortuna il Comune ha qualche spazio, che è uno spazio ovviamente che potrà essere usato anche dalla parrocchia, e quindi un'osmosi che mi auguro sia molto positiva tra le attività degli animatori, delle animatrici dell'ambito, ma anche della parrocchia, e quindi una bella sinergia, sono molto contento. Destinazione nasce come risposta concreta ai bisogni espressi direttamente dagli adolescenti del territorio. Non si tratta di un semplice servizio, ma di un progetto innovativo che mette i giovani al centro, riconoscendoli come cittadini attivi e protagonisti delle proprie scelte. La casa è stata completamente riqualificata e si configura come un hub aperto e flessibile destinato ad accogliere gratuitamente gli adolescenti ogni pomeriggio e a servire l'intero territorio dell'ambito Friuli Centrale, comprendente Udine e i comuni contermini. È una risposta a un bisogno sociale. Oggi parliamo troppo poco del bisogno sociale e molto del bisogno sanitario. In realtà non ci rendiamo conto che uno è correlato all'altro, e credo che il bisogno sociale sia cresciuto molto di più di quello che è un bisogno sanitario. Vanno messi insieme per garantire che la catena non possa affrontare questi due temi che sono strettamente correlati in maniera divisa.